Come verranno modificate le competenze del Senato e come verranno eletti i nuovi senatori? Ecco, infatti questo è un altro motivo. Il Senato rimane e non sarà più un Senato elettivo, cioè i cittadini non sceglieranno i componenti del Senato. I componenti del Senato, ridotti in numero, saranno un totale di 100, verranno scelti con modalità da definire fra i consiglieri regionali di ogni singola regione e anche dei sindaci. Quindi ci saranno 21 sindaci, una settantina di consiglieri regionali più 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Naturalmente questi, essendo già o sindaci o consiglieri regionali, avrebbero altre cose da fare oltre che occuparsi delle leggi che passano dal Senato, dei rapporti con la comunità europea e anche con le regioni e gli enti locali. È veramente un po' preoccupante perché non si capisce come possano svolgere appieno i loro compiti, entrambi i compiti. E se per quanto riguarda i consiglieri regionali, che sono in un numero comunque discreto e sufficiente per il funzionamento dei consigli, se uno si assenta potrebbe non essere di peso, io mi domando per un sindaco che ha già gravosissimi compiti sulle sue spalle, come sarà possibile riuscire a dare il suo contributo anche al Senato.